Si aggiungo anch'io una cosa molto semplice che si integra con le cose già dette molto bene da chi mi ha preceduto. Il tema del lavoro è un tema centrale in questa campagna elettorale e lo è anche in Veneto, e questa forse è una novità rispetto al passato in cui c'era una situazione diversa anche del Veneto rispetto al paese. Qui si andava un po' meglio che da altre parti. Continuiamo ad andare un po' meglio che da altre parti, però sicuramente pesa moltissimo anche qui la disoccupazione, sia per quanto riguarda i giovani e le donne, dato nazionale, sia anche per quanto riguarda molto le persone che già lavoravano e che hanno perso il lavoro. Ecco, a noi pare importante in questo viaggio per il Veneto che è stato annunciato fare proprio quel servizio che veniva detto, guardare la gente all'altezza degli occhi e vedere lì dentro quello che vediamo, l'incertezza, la sofferenza che deriva proprio dalla incertezza sul lavoro, e cercare in maniera altrettanto semplice ma determinata di costruire le risposte possibili. Venivano già dette, sicuramente non ci sono ricette miracolistiche che sentiamo un po' sbandierate in maniera disinvolta anche sui media. C'è un lavoro da fare molto duro per quanto riguarda la capacità di trovare delle risorse per incentivare di più l'occupazione. I giovani, abbiamo il contratto dell'apprendistato, chi ha perso il lavoro, noi pensiamo proprio che bisogna parlare di un contratto di ricollocazione ormai. Abbiamo 500-600 mila persone in Italia, decine di migliaia in Veneto che hanno perso il lavoro, non lo ritroveranno, vanno aiutate. E poi abbiamo il problema delle persone anziane che con una riforma fatta in questi ultimi mesi sono in ancora più difficoltà rispetto sia al lavoro sia rispetto alla pensione, e dobbiamo trovare anche lì delle soluzioni. E abbiamo lanciato questo contratto tra generazioni che permetta un rapporto di rendere più facile l'uscita per gli anziani per in cambio poter assumere dei giovani. Insomma, 2 o 3 idee concrete, molto concrete, che lanceremo, su cui costruiremo e che naturalmente saremo impegnati poi, assieme agli altri temi qui riportati, a portare avanti una volta che le elezioni avranno dato l'esito che noi ci auguriamo, portarle avanti con forza, determinazione e concretezza, nell'ottica di quella etica della responsabilità, per dare risposte alla sofferenza della popolazione, dei cittadini, che è l'etica sulla quale per il Partito Democratico si è giustamente posto in un'ottica di governare questo paese e portarlo fuori da questa crisi così difficile.